Lo scopo dell'incontro è quello del riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale, chiesto dalla Regione Veneto il 18 aprile, e quindi avere riconoscimento del quadro economico e anche delle deroghe che possano aiutare a intervenire senza diciamo, i percorsi burocratici standard, in modo tale da poter risolvere in velocità tutti i problemi che abbiamo con le frane, gli smottamenti, la sistemazione degli argini. Martedì prossimo dunque sarà a Roma, a Palazzo Chigi, ricevuti dal ministro della Protezione Civile Nello Musumeci la delegazione dei 7 sindaci della Vallata del Lagno colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo il 17 aprile scorso. Insieme avevano sollecitato il governo per ottenere il riconoscimento dello stato di emergenza per i loro territori, devastati dalla bomba d'acqua che ha provocato danni, smottamenti sulle colline e lungo gli argini del torrente principale che a Valdagno, con il crollo parziale del ponte dei Nori, ha provocato la morte di 2 persone, Leone e Francesco Nardon. 14 milioni di euro la stima approssimativa dei danni riportati al patrimonio pubblico nell'Ovest vicentino, ma la lista è decisamente più lunga. Porteremo l'elenco dei danni dei comuni che insomma, abbiamo già trasmesso alla Regione, a cui si aggiungono anche i danni del Genio Civile, del Consorzio di Bonifica, della Forestale e della Provincia, per un totale di circa 10 milioni di euro di questi enti. Inoltre porteremo anche i danni dei privati che nei 7 comuni valgono 4,4 milioni di euro.